il Veneto, Rovigo, non mi intrigo. Camion, sticati, piadineria dappertutto. Il Sangiovese, Fioi. Andare di qui. Una scorcia ex. O mi ammazzano o vinco il Pulitzer. Mi sento gasatissimo. Ho una moto. 147 km. È bellissima sta cosa. Sei veramente bellissima. Ah, sei lesbica. Che bello. Poi censura tutto, What's up, nitroglyceriners? Vi ricordate uno dei video più ignoranti del mio canale? Dai, insomma, quello delle zinne di fuori? Beh, avete talmente minacciato bene Stefano Rotella di Monster Se non lavorerà più con noi siete autorizzati a insultarmi. che mi ha lanciato una nuova sfida. Intanto, per rendervi l'idea, sta confezione fa casino se si apre. Vabbè, basta! Con la scusa di provare la nuova lattina Nitro, che è disponibile in Italia da pochi mesi, dal gusto secco e agrumato. E badate bene, è preparata con protossido di azoto. E no, pa scherzo. Avete presente il NOS, quello delle auto elaborate? Che roba là? Per quello a confessione fa così casin. Beh, Monster mi ha invitato a un evento fighissimo. Ma per arrivarci dovrò imparare a parlare. Ma per arrivarci dovrò farlo in bici. C'era la truffa da qualche parte. Intanto fatemi partire da... Chioggia! Perché Chioggia? Un po' perché volevo dare continuità a uno degli ultimi video fatti proprio qui, un po' perché volevo partire dalla regione più bella del mondo, il Veneto, ma quello che però non mi aspettavo è di perdermi subito appena partito e di ritrovarmi controvento. La fantastica sagra del pesce qui non c'è più, però conto di andare a mangiarlo in un'altra regione super ospitale, sempre se riesco prima a uscire dalla statale. Manco a dirlo, ho creato il percorso a caso, come mio solito, e al momento non ho la minima idea di dove sto andando. E nel frattempo Rovigo non mi intrigo. E dopo 20 km di vento laterale e camion, Velox, sti cazzi. Benvenuti in Emilia Romagna. Vabbè, il cartello Emilia Romagna non lo trovava, ben. E poi qua ci venivo da piccolo al mare. Da cosa si vede che sono nella Riviera Romagnola? Dal mare Adriatico. Le piadinerie come fossero autogrill e che buone, altro che rustichella da 22 euro. Le strade in mezzo a niente, totalmente controvento. Il Sangiovese, Fioi. Salute. Discoteche ovunque. Piadinerie da qua. Piadineria di là, piadineria dappertutto, ma più di ogni altra cosa, una quantità di mona lungomare incredibile. Mi trasferisco qui. Che poi se ho fatto sta strada è perché all'inizio volevo passare per il famoso Delta del Po, che non ho mai fatto, mostrandovi dei panorami mozzafiato. Ma chi è il Mona che ha fatto più di 20 km di Romea sbagliando totalmente strada e saltando totalmente il Delta del Po? Eccomi qua! Vabbè, vorrà dire che magari farò un video dedicato prossimamente, sempre se trovo il tempo. Devo andare in vacanza! Dovreste vedere un video di me in vacanza, considerando che c'è una buonissima probabilità che vada in una nazione dove c'è una guerra civile che è scoppiata da poco. Quindi o mi ammazzano o vinco il Pulitzer, una delle due. Più probabile è la prima. Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Sono finito. E qui che mi dice di andare di qui fuori rotta. Forse ho sbagliato qualcosa. Ma tutto c'è sempre una soluzione. Il barchino mi sembra di essere tornato a Ciosa. Ho tagliato di 200 metri? No, 80 km. E ho lì finalmente un po' di gravel vera. Ma che bello! Non sento nemmeno più di essere né controvento e né alle 13 con 46 gradi. Ah, un fiore! Non lo so, ma qualcosa mi dice che forse sto sbagliando strada. Ma se mai vai, mai sai. Ma che bello qua! In fondo il gravel è anche questo, no? Perdersi! Mi succedesse una volta ogni tanto, sarei più felice? No, sempre! E quando arrivi davanti dei bivi, tu bivi sempre. Il Sangiovese con 40 gradi è davvero ottimo. No, dai Fioi, non è vin rosso. Jägerti, fresco! Ora, sembra che la strada migliore sia questa a destra. Anche se in realtà questa potrebbe essere una scorciatoia, una scorcia ex. Cosa faccio io? Destra o sinistra? Sinistra. Da qualche parte arriverò. Ma infatti è qui, al 111° chilometro e alla 12ª birretta consumata, che sento le forze abbandonarmi. Ho bisogno di energia e solo una cosa può correre in mio soccorso. La Monster Nitro! E beh! È il momento. Maria, sembra una birretta. Oh, sembra una sorta tipo di Fanta al gusto mela, frizzante al punto giusto e nemmeno troppo dolce. Veramente buona. Ma sento il NOS che si sta impossessando di me. Ho un'idea. Diamone un po' anche la mia Villier. Vediamo cosa succede. Ehi piccolina, ma ti stai trasformando?
Ma la sentite? La sentite la trasformazione? Oddio, mi sento gasatissimo! Ma sento gasatissima anche la mia Villier. Non so perché. Ecco perché! Non ho più un amici, ho una moto con il NOS! Allora ragazzi, sono a 33 all'ora! Si vola! Ma che bomba! Ma vi rendete conto? Cioè sto volando, non sento neanche più la fatica. Serrato pieno, 32 all'ora, come se fosse niente. Certo che uno può inventarsi di tutto, ma chi altro può mettere delle cartoline di Bassano del Grappa sui raggi per far casino? In descrizione vi lascio il link con tutte le informazioni e le specifiche della lattina Monster Nitro, quindi se mi volete bene per favore cliccate sul link. Nel frattempo a me sembra di essere in Toscana, ciò. Che bella sta ciclabile, vedi che a sbagliare strada non si sbaglia mai. Guardate qua che robetta. No? E chi mai avrebbe trovato posti simili senza perdersi? Che bello! Guarda che robetta di Ponteseo! Bellissimo sto pezzo! Vi ricordo che il percorso lo trovate sul mio Strava, così potete vedere anche che non sto mentendo. Ovviamente sta a voi decidere se perdervi insieme a me. Comunque qui è una meraviglia! Bellissimo! Per viaggiare la Gravels è proprio bella. Ti dà quel senso di libertà che la bici da corsa non potrà mai raggiungere. Buttiamo via i morti. Ale. Ciclisti, se vi vedo buttare una cartina o un gel per terra, il NOS lo metto per corrervi dietro, ve lo giuro. E dopo gli ultimi 20 km con la gomma a terra, praticamente, aver salutato la statua di Marco. Ed essere arrivato a Igea Marina dopo 147 km e 18 birrette consumate. Ed essere arrivato in hotel fresco come una rosa. Mi doccio e mi cambio al volo. E voilà! Io bro. Ed ora vi farò vedere una delle cose che più mi è mancata in assoluto da quando è esplosa la pandemia. Dopo la Mona. Bellissima sta cosa! E qui mi sarebbe piaciuto raccontarvi di come il Bayfest sia il festival punk rock più bello in Italia e di come collabori con Monster da più di 4 anni e io tra hardcore melodico e punk rock ne vado matto. Tant'è che mi sono perso tra concerti dei Flogging Molly, degli Ignite, dei Bouncing Soul, dei Millen Calling, tutti racchiusi nello stesso festival. Anche se in verità i sentimenti credo di averli persi totalmente proprio nello stand Monster. Sei veramente bellissima oggi. Basta! Ah, sei lesbica? Lavoro qua. Ho detto che non riprendevi. Ok. Ti manca da bere? Sì. Venga. Che poi, vai a capirlo, mi sono addirittura ritrovato in cima al palco dell'after party a incitare la folla perché non smettessero di cantare. Non so come sia successo, Che bello! Vabbè, anche se la cosa che però più mi dispiace è essermi ritrovato con delle clip nella GoPro che proprio non ricordavo. Ma se poi, ragazzi, cose così. Ma poi censura tutto, Giuro, io non bevo più. Per un po'. Per una volta che mi capitano cose simili, perdo la memoria. Sarò Mona! Ringrazio Monster per l'invito. Vi ricordo che in descrizione trovate il link della nuova lattina Nitro. E spero vivamente di poter tornare al più presto a festival come quello del Bayfest. Perché oltre ad essere super divertenti con gruppi incredibili che hanno segnato tutta la mia adolescenza e tutta la mia crescita, rappresentano un momento di unione tra persone che è un qualcosa che abbiamo dimenticato negli ultimi anni. E ragazzi, andate ai festival, è anche pieno di Mona. E magari cercate di ricordarvele. Ci si vede presto. Ciao! Per la versione non censurata, direct su Instagram a pagamento.